Onorevole, qual è la forza di questo Noi Moderati, di questa proposta politica che insomma ha grandi ambizioni anche qui in Veneto? Sì, ha grandi ambizioni, ci siamo presentati come Noi Moderati in tutte le regioni che sono andate al voto, è quello di riportare la politica con la P maiuscola, quella che riavvicina i cittadini alle istituzioni, e l'unico modo per farla è certamente mettere la passione, gli ideali, i nostri valori, che sono quelli del centrodestra ovviamente, in particolare per noi la famiglia, la persona al centro, le libertà, dalla libertà di impresa a quella religiosa, ma innanzitutto anche un metodo con cui questi programmi e la politica torna a farsi sentire, che è quello della forza della responsabilità, della concretezza, della serietà, della competenza, della capacità anche di dire di no, perché alla politica è chiesta di guidare una comunità. E credo che poi qui in Veneto ovviamente stiamo parlando di una tradizione politica forte, ma anche qui in Veneto il rischio è quello di allontanamento di tanti amici che non vanno più a votare. Ci sono 18 milioni di italiani che non vanno più a votare, 9 milioni di questi italiani si definiscono moderati. Ecco, noi vogliamo tornare, ridando voce ai movimenti civici, anche dandogli una casa nazionale, ad una politica che riavvicini i cittadini delle istituzioni, e l'unico modo per farlo è quello che io dico sempre, che la politica è la moralità del fare, è il governo che vince la sfida della buona politica, è una democrazia che è capace di decidere e di ritornare ad essere vicina ai cittadini. Ci sono tante priorità anche qui in Veneto, dalla sanità alle politiche abitative come ha ricordato, insomma, quali secondo lei proprio le prime, se dovessimo stilare una sorta di classifica? Certamente la sanità è al primo posto, anche se qui siamo di fronte a una sanità efficiente, non bisogna mai stare tranquilli perché è la persona che è al centro, e quindi il diritto alla salute è un diritto per tutti. Io dico che per esempio sulla sanità oggi più che mai già qualche segnale c'è, non è più solo la cura fisica ma c'è anche la cura mentale, e noi dobbiamo a livello nazionale ovviamente ma anche a livello regionale sapere che noi abbiamo fatto il buono per lo psicologo, ma c'è bisogno di far rientrare nel servizio sanitario pubblico anche c'è il medico di base, ma ci deve essere la figura dello psicologo di base perché è diventato fondamentale. A me piace ricordare, ma ho sentito Stefani che ha più volte ricordato, che il futuro è ai giovani, e quindi anche qui in Veneto dobbiamo investire sui giovani. Penso alle piccole e medie imprese, al passaggio generazionale, penso ai giovani che rischiano sempre al nord come al sud di andare all'estero e noi dobbiamo riportarli ad attrarre. Penso al tema della casa ovviamente, che diventa fondamentale in particolare nelle grandi città, e poi per noi l'educazione, la formazione e la cultura sono l'elemento essenziale. A me piace ricordare che come Noi Moderati a livello nazionale abbiamo fatto una battaglia per la prima volta per dare risorse agli oratori, che sono una presenza fondamentale, per aumentare il tetto al 5 per 1000. Qui in Veneto c'è una tradizione sul terzo settore, poi a Verona in particolare molto importante, e il 5 per 1000 il tetto era a 520 milioni, quest'anno l'abbiamo portato a 610 milioni proprio perché i cittadini hanno iniziato da sempre a usare questo strumento per dire quanto è fondamentale il terzo settore, il volontariato. Ecco, ci sono tante cose, ma la cosa più essenziale è che Noi Moderati vuole tornare a far diventare forte il centro nel centrodestra. Quella è la nostra storia da 30 anni, ma c'è bisogno che nel centrodestra i moderati tornino anche ad avere il loro peso, perché solo con la moderazione si governa.